Bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con la cronaca. Indagine delle Fiamme Gialle di Catania. Scoperti reati di bancarotta fraudolenta, documentale patrimoniale per distrazione e truffa aggravata con il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio. Con il medesimo provvedimento è stato altresì disposto il sequestro preventivo di 2 compendi aziendali operanti in Sicilia, Calabria, Puglia e Lombardia nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché di un immobile per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro. E ancora la Guardia di Finanza di Torino ha eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di oltre 2 milioni di euro nei confronti di un bookmaker maltese operante fin dal 2016 nella raccolta di scommesse sul territorio nazionale in totale evasione di imposta. Ancora sangue in Sicilia dopo l'incidente mortale avvenuto ieri nel Catanese. Un tunisino di 44 anni ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada provinciale 51 Campobello di Mazzara Torretta Granitola nel Trapanese. L'uomo era a bordo di uno scooter quando ha perso il controllo, finendo la corsa a terra. Alzato ad arancione il livello di allerta per il vulcano Stromboli. Il passaggio è stato determinato da una fase eruttiva che nella giornata di ieri ha generato anche un'onda di maremoto. Lo comunica il Dipartimento di Protezione Civile. Gli esperti spiegano che lo tsunami è stato modesto e non ha provocato danni. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.